Quadrilatero passato al setaccio dalle forze dell'ordine durante il blitz di ieri pomeriggio. Via Gorizia, Piazzale Bologna, via Napoli, il Giardino Salvi. È qui che si sono concentrate le pattuglie antidegrado della polizia locale con i carabinieri e le unità NOS e Cinofila, con il cane antidroga Aria che ha rinvenuto nel Giardino Salvi, nelle vicinanze di un gruppo di ragazzi identificati, un involucro di hashish abbandonato alla vista del personale in divisa. L'intervento, che ha preso il via dal nuovo distaccamento di Campomarzo, ha riguardato le aree in cui i residenti lamentano di recente la presenza di persone poco raccomandabili. Il risultato finale è stato di 22 persone identificate, per la maggior parte di nazionalità straniera. Attraverso il sistema informatico interforze, i carabinieri di Vicenza hanno proceduto alla verifica dei documenti dei soggetti identificati e alla loro posizione sul territorio nazionale. Per un 24enne è stato evidenziato un provvedimento di rintraccio per una notifica. Uno dei giovani, infine, è stato sanzionato per la violazione dell'ordinanza anti-alcol perché trovato in possesso di una bottiglia di vino.